è la persona con la quale ho fatto la tesi di laurea, che poi con la quale anche ho proseguito un po' il percorso anche di ricerca universitaria sotto la sua guida, il dottorato di ricerca e poi anche i successivi passi, ecco, di attività accademica. Ecco. Il professor De Vergottini ha avuto un ruolo molto importante nello studio delle forze armate nel nostro paese, tant'è vero che ha vinto il concorso di professore ordinario con un volume importantissimo di diverse centinaia di pagine, come si facevano una volta le monografie, indirizzo politico della difesa. È un volume, ancora un caposaldo in questa materia. Poi dell'argomento di oggi se ne è occupato anche con un'altra monografia, direi nel 2004, Guerra e Costituzione, ma poi ha continuato sempre a occuparsi di questo tema, ha insegnato al CASD e così via. Ha sempre avuto anche un ruolo di vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Militare, quindi come dire, è consulente del Capo dello Stato per le questioni relative alla difesa e quando arrivavano al nodo del Capo dello Stato i problemi sulla partecipazione delle nostre forze armate alle missioni di pace all'estero, la posizione che doveva prendere il nostro paese. Quindi è veramente la persona più adatta, in Italia almeno, a così, informarci e insegnarci un po' qual è la dinamica dei poteri costituzionali quando ci avviciniamo al fenomeno della guerra. Ecco, io parlo in maniera molto generica di questo fenomeno della guerra perché, come dire, si parla di missioni di pace, si parla di interventi all'estero e così via. Non si vuole usare ovviamente la parola guerra, anche se si ha l'impressione che qualche volta ci si stia avvicinando, forse proprio in questa occasione, quella della crisi Ucraina-Russia, proprio ci siamo dentro pienamente. Ecco. Ovviamente noi abbiamo come punto di riferimento, come ci insegna il professor De Vergottini, l'articolo 11 della Costituzione italiana su tutte queste vicende e poi anche un piccolo bricolage un po' che piano piano si è formato, prima direi in via di prassi e poi con qualche stabilizzazione, ecco, perché il nostro paese riesca a rispondere a queste tematiche in una dimensione costituzionalmente corretta. Ecco. Teniamo presente che questo master studiamo il fenomeno dell'intelligence, l'attività dell'intelligence nell'ottica della legge della legge 124 che è stata l'ultima riforma di questo settore, che va verso l'intelligence nella democrazia costituzionale, nella direzione della democrazia costituzionale. Abbiamo fatto, informo il professore, anche una lezione con Marco Valentini, attuale membro del Consiglio di Stato, che è stato anche capo ufficio legislativo del Ministero degli Interni al momento in cui si è fatta questa legge e quindi si è approvata questa legge. E quindi ecco, è un'ottica quella delle garanzie democratiche anche per il personale dei servizi e quindi tutta una direzione nella quale va il nostro master e sicuramente anche in quest'ambito, cioè quello degli interventi e delle attività delle forze armate all'estero, mettiamolo così in maniera generica, possiamo dire che come dire, forse è stato pioniere il professor De Vergottini proprio nel cercare di dare questo marchio, questa copertura costituzionale più precisa e più corretta costituzionalmente a questo tipo di attività. Allora io non mi dilungo ulteriormente, il professore ha direi 45 minuti, così direi di tempo per fare la sua relazione, poi vediamo se fare una pausa o se passare subito al question time per cercare di concludere con un po' di anticipo questa sera.
Professore, a lei la parola. Grazie. Ecco, ditemi, mi raccomando, se sentite, perché io purtroppo non sono in Io grado di sento molto verificare. bene, sentiamo molto bene, Sentite professore. bene? Sì. Allora, innanzitutto un saluto a tutti i partecipanti a questa riunione pomeridiana, un ringraziamento al professor Cevolin per la sua presentazione, per le parole che mi ha rivolto. Non voglio fare perdere tempo e comunque lo ringrazio, sono anni veramente, come lui ha ricordato, che ci conosciamo, che collaboriamo, cerchiamo di portare avanti alcuni obiettivi comuni e tra l'altro cerchiamo di fare chiarezza su una serie di argomenti che sono quelli della difesa nazionale, della sicurezza, che, devo dire la verità, non sono sempre curati con attenzione dai giuristi. Quindi un po' perché abbiamo sempre pensato che siano altri soggetti internazionali a toglierci l'impaccio in caso di pericolo, per cui quest'idea di delegare a terzi la sicurezza nazionale è gravida di conseguenze anche per quanto riguarda gli studi su questo argomento, che hanno finito per essere, non dico degli studi di nicchia, ma insomma studi affidati a un numero relativamente ristretto di ricercatori. Però, nonostante questo, i ricercatori ci sono stati e ci sono alcune persone estremamente competenti che seguono questi argomenti, non sempre è facile tramitare fuori dal mondo della ricerca i risultati di questo impegno. Comunque io oggi cercherò di essere il più conciso possibile, anche se vi dico la verità, gli argomenti da sfiorare sono veramente tanti, quindi spero di riuscire a dirvi qualcosa di utile, anche se molte cose che dirò vi sono note. Quindi il fulcro del nostro intervento, come diceva il professor Cevolin, è l'articolo 11 della Costituzione, che diamo per scontato, voi sappiate benissimo di cosa tratta, quindi ripudio della guerra da una parte e insieme inserimento dell'Italia nella struttura, nella rete delle organizzazioni internazionali che si occupano della tutela della sicurezza. Questo è un po' il punto di partenza, però in realtà ci sono anche altre clausole costituzionali che vengono in risalto. Uno, l'articolo 52 sull'obbligo, sul dovere di difesa dei cittadini, poi gli articoli che si riferiscono alla titolarità della competenza in materia di sicurezza e l'articolo 117 della Costituzione che si occupa dei rapporti fra Stato e Regioni, quando è stato riformato, ha previsto espressamente che le questioni attinenti alla sicurezza sono competenza soltanto dello Stato e non delle regioni. Questa è una clausola che di solito non si ricorda, ma a mio parere vale la pena ricordarla. Gli altri punti importanti sono gli articoli 78 e 87, che sono quelli che prevedono che in caso di necessità la dichiarazione, la deliberazione, la dichiarazione di guerra internazionale passa attraverso una procedura complessa che vede ad un tempo la presenza del governo, del Parlamento e del Presidente della Repubblica. Quindi spetta al Parlamento deliberare su iniziativa governativa e spetta al Presidente della Repubblica diffondere la decisione relativa allo stato di guerra. Qui una piccola chiosa: se ci fosse dichiarazione formale dello stato di guerra, delibera di dichiarazione dello stato di guerra, l'ordinamento costituzionale entrerebbe in una fase particolare, perché noi di solito quando parliamo della Costituzione in periodi, in tempi di normalità, anche se questa normalità è costellata di eventi spesso drammatici, però l'ordinamento dello Stato non viene messo in una situazione di stallo, di deroga, è sempre quello. Anzi, la tendenza principale del nostro tempo è quello di affrontare anche le emergenze, sia interne che internazionali, ricorrendo alla legge ordinaria o al decreto legge trasformato in legge ordinaria, quindi a fonti ordinarie dell'ordinamento, non a fonti eccezionali. Qualora ci fosse lo stato di guerra, deliberato formalmente, invece entreremo in una fase con possibili deroghe alle norme costituzionali, quindi soprattutto interventi di sospensione delle garanzie costituzionali, quindi possibilità di deroga al funzionamento del Parlamento, concentrazione dei poteri del governo,
limitazioni, sospensioni delle garanzie di diritti, di alcuni diritti di libertà, quindi sarebbe un regime, come si dice, di deroga, di eccezione rispetto alla normalità. Questo è importante tenerlo presente, cioè il fatto che ci sia o non ci sia una dichiarazione formale è uno spartiacque tra la normalità e l'eccezionalità, ed è molto importante, almeno dal punto di vista giuridico, sarebbe molto importante sottolinearlo e tenerlo presente. Mettiamo a parte questa presentazione iniziale. Quello che è interessante, lo dico subito, è che nel nostro ordinamento l'articolo 11 ha una particolare importanza. Perché? Perché da una parte, come dicevo all'inizio, c'è il ripudio della guerra, poi semmai vediamo meglio cosa si intende per questa clausola, ma contemporaneamente c'è questo inserimento, questo rinvio a quelle che sono gli interventi possibili delle organizzazioni internazionali che si occupano della sicurezza. Allora è questa seconda parte che ha avuto un ruolo molto importante, cioè di fronte all'ipotesi rigidità dello stato di guerra discendente dall'articolo 78, flessibilità dell'utilizzo delle competenze di decisione e di indirizzo delle organizzazioni internazionali di sicurezza, Nazioni Unite, NATO, OSCE, eccetera. E prevale da noi, è prevalsa questa seconda ipotesi, cioè la seconda parte dell'articolo 11 è quella che consente che le decisioni della nostra sicurezza in realtà passino preventivamente attraverso o in concorso attraverso delibere delle organizzazioni internazionali di sicurezza e ci consentono al nostro interno di usare la fonte ordinaria della legge, del decreto legge e così via. Questo spesso ce lo dimentichiamo, invece è molto importante, cioè se l'articolo 78 è accantonato, se non abbiamo mai avuto delibere sullo stato di guerra, è perché la scappatoia è stata quella di rivolgersi all'interno delle organizzazioni internazionali, fare tesoro delle possibilità di delibera, di decisione di queste organizzazioni e stare nel pacchetto degli stati che sono coinvolti in queste organizzazioni, andare insieme a loro. Quindi, per esempio, noi abbiamo avuto, per esempio, il caso dell'intervento chiaramente di natura bellica sulla Jugoslavia, quando c'è stata la crisi del 99 del Kosovo e tutte queste belle cose che voi conoscete, praticamente non c'è stata un'azione sostanzialmente bellica, però senza che sia stato tirato in ballo l'articolo 78, senza che sia stato utilizzato l'articolo del libero stato di guerra, perché ci siamo rifatti a delibere delle organizzazioni internazionali che hanno deciso l'intervento armato sui bombardamenti di Belgrado e così via. Quindi questo teniamolo presente perché è un modo, cioè voglio dire, c'è una parte della Costituzione, direi fortunatamente accantonata, che è quella della delibera formale dello stato di guerra, però c'è il ricorso alla clausola della seconda parte dell'articolo 11 che spiega il perché questo può avvenire. Quindi da una parte rigidità delle procedure costituzionali, dall'altra parte flessibilità delle possibilità che ci offrono gli ordinamenti delle organizzazioni internazionali, quindi ONU, NATO, OSCE, Unione Europea e così via. Quindi io direi a questo punto non posso andare a insistere, ma mi pare che sia abbastanza chiaro da tenere presente. Detto questo, un passaggio rapidissimo. Ripudio della guerra. Allora, ripudio della guerra non significa neutralità. Questo è emerso con molta chiarezza nei lavori dell'Assemblea Costituente, quindi il fatto che noi siamo inseriti in organizzazioni di sicurezza è la dimostrazione che in realtà se ci fosse la necessità di difenderci possiamo utilizzare queste procedure. Non necessariamente dobbiamo usarle per procedure, ci auguriamo, di aggressione, però è chiaro che il ripudio, cioè un rifiuto forte della guerra, soprattutto orientato alla guerra di aggressione, non significa neutralità. Teniamolo ben presente. Ora, qual è il punto di discrimine tra il concetto di guerra e il concetto che invece è invalso nei tempi più vicini a noi di conflitto armato, che è una specie di modo prudente per non tirare in ballo, per non trovarci in difficoltà parlando di guerra internazionale. Il problema è questo, che secondo una lettura, la più semplice degli internazionalisti, il concetto di guerra è un conflitto, fa parte del più ampio concetto di conflitto armato, però è un conflitto che è finalizzato, come dicono i giuristi, alla debellatio della parte avversa, cioè è un conflitto
che si dovrebbe risolvere con l'annichilimento del sistema, di un sistema statale, quindi non necessariamente distruzioni e devastazione, eccetera, però l'importante è mettere fuori uso, cioè mettere fuori dal circuito delle nazioni belligeranti la nazione, lo Stato che diventa parte di un procedimento bellico. Quindi da una parte c'è questo concetto di guerra che sullo sfondo, come vediamo anche adesso, vedremo fra poco, rimane sempre, riemerge anche se cerchiamo di esorcizzarlo. Dall'altra parte questo concetto più ampio di conflitto armato che richiede sempre l'impegno della forza bellica, però non è di per sé stesso finalizzato alla dibellatio. Tanto per essere, cercherò quando possibile di farvi qualche riferimento più preciso. Io per mettere in risalto cosa si intende per conflitto armato, gli studiosi che si occupano di questo mettono in evidenza che nel concetto di conflitto armato rientrano tutte quelle operazioni militari diverse dalla guerra, tra cui le operazioni di peacekeeping, peace building, peace enforcing, la soluzione delle crisi internazionali, gli interventi umanitari, gli interventi di stabilizzazione, tutte quelle operazioni di guerra a bassa intensità che quindi non significano volere distruggere l'interlocutore, ma significa ricondurlo alla ragione o comunque poter svolgere certi interventi con diversi propositi come interventi umanitari, di stabilizzazione e così via. Perché io vi dicevo un attimo fa il confine tra guerra e conflitto armato è un confine labile? Prendiamo la legge numero 15 del 2002, 27 febbraio 2002, numero 15, che voi sicuramente conoscete. Questa legge ha dato al conflitto armato una definizione che non si allontana da quella di guerra internazionale. Ecco, vedete che torniamo a avvicinare i margini. Ai sensi dell'articolo 2, la legge ha modificato l'articolo 165 del Codice Penale Militare di Guerra e ha stabilito, virgolette, cito il testo, ai fini della legge penale militare di guerra, per conflitto armato si intende il conflitto in cui almeno una delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di azioni belliche. Per cui questo conflitto armato è un conflitto che fa ricorso alle modalità belliche, ma che non implica necessariamente il ricorso a una volontà annientatrice che conduce alla ribellatio. Pertanto rimane fermo il divieto dell'uso della forza armata a fini aggressivi e per risolvere controversie, mentre la gamma dei possibili conflitti coinvolgenti l'Italia deve rientrare in ipotesi che consentano il rispetto dei vincoli dell'ordinamento delle Nazioni Unite. Quindi io credo che questa, non posso entrare anche qui, potrei citare anche una pronuncia della Corte Suprema di Cassazione che praticamente rinvia, cioè definisce i conflitti armati rinviando a quello che è l'uso, diciamo, l'interpretazione, la lettura che se ne ha nella prassi che diciamo, viene eseguita nei rapporti internazionali. In altre parole, questa nozione di conflitto armato, piaccia o non piaccia, è in parte definibile o riportabile in una cornice normativa, in parte dobbiamo avere la pazienza di individuare caso per caso quelle che sono le concrete ipotesi di conflitto che si possono muovere nei diversi scacchieri. Quindi, prima osservazione che volevo farvi. Altre osservazioni riguardano concetti che sono entrati nel gergo pratico e non solo nella speculazione scientifica. Si parla spesso, come voi sapete, di nuove guerre, cioè si dice c'è la guerra difensiva comunemente accolta come unica lecita, si è aggiunta però nella sua più recente interpretazione estensiva che tende ad ammettere sia la guerra preventiva che la guerra umanitaria. Cosa significa? Anche qui solamente un cenno purtroppo. Guerra preventiva perché ci sono situazioni in cui uno Stato o gli Stati si rendono conto, questo discorso
stato molto elaborato soprattutto nella fase dei conflitti cagionati dal terrorismo internazionale. Ci sono situazioni in cui per poter rendere utile la difesa di un paese bisogna estendere il concetto, ampliare il concetto di difesa. Quindi bisogna giocare d'anticipo. Quindi già il solo fatto che ci sia una possibile aggressione in corso o che ci siano elementi in base ai quali poter individuare il rischio di un conflitto autorizzerebbe a una guerra appunto preventiva. Quindi qui riemerge l'antica dottrina della ragione di Stato, cioè se per la salvezza dello Stato è necessario, diciamo, tirare la corda e stiracchiare, se volete, quelli che sono, diciamo, i rigori dovuti a una stretta interpretazione delle norme, non possiamo andare tanto per il sottile, dobbiamo avere il coraggio di giocare d'anticipo, perché solo giocando d'anticipo abbiamo la tranquillità di poter evitare il rischio. Quindi questo concetto di guerra preventiva, come sapete, è stato molto utilizzato soprattutto negli Stati Uniti, ma è stato utilizzato nei molteplici conflitti che hanno segnato la parte finale del secolo passato e l'inizio di questo. Si aggiunge a questo concetto di guerra preventiva il concetto di guerra umanitaria, cioè guerra giustificata da principi, da valori costituzionali o internazionali, cioè da principi etici. Quindi la violazione, cioè si può arrivare a superare, a violare i diritti altrui quando ci sia una ragione tale che giustifichi questa violazione. Quindi, per esempio, nel caso di persecuzione, minaccia di distruzione di una minoranza etnica, l'attività quindi contraria ai principi umanitari, la questione è stata sollevata sia contro la Serbia per la questione del Kosovo nel 99, sia contro la Libia nella eliminazione di Gheddafi nel 2011. A un certo punto per superare situazioni di gravissime violazioni di diritti si può anche qui alzare un po' l'asticella di ciò che è ammissibile e ricorrere addirittura alla guerra. Qui parliamo di guerra. In questi casi la cosa, se avete la pazienza di seguirmi, vedete come anch'io sono scivolato dal concetto di conflitto armato al concetto di guerra. Cioè io vi ho detto, non c'è solamente la guerra, perché la guerra è una delle ipotesi del conflitto armato, perché se c'è da ribellarsi è guerra, altrimenti. Però tendenzialmente parliamo sempre di conflitto armato, preferibilmente, però in certi casi siamo costretti a parlare di guerra, perché nel momento in cui io mi butto su Belgrado e elimino il sistema politico jugoslavo, lo riduco a nulla, cioè l'ho debellato. Quindi ho fatto ricorso alla guerra. Ed è per questo che parlo di guerra umanitaria. Quindi questi esempi addirittura, qui il discorso dal punto di vista della liceità e legittimità internazionale, ci sono diritti internazionali di questo tipo di conflitto, addirittura alcuni internazionalisti dicono questo conflitto è possibile perché in realtà qualcuno dice si è formata, altri più prudentemente dicono si sta formando una vera e propria consuetudine internazionale abilitante che consente l'intervento armato distruttivo quando sono minacciati, quando c'è la minaccia di un genocidio, di una distruzione di una minoranza etnica e così via. Quindi in questo modo si cerca di trovare una giustificazione legale a operazioni di mero fatto. Quindi nuove guerre, guerre preventive, guerra umanitaria, guerra preventiva. Altro concetto che viene in ballo è quello di grave crisi internazionale, cioè l'uso della forza bellica in caso di grave crisi internazionale. Qui andiamo, per approssimazione, ci avviciniamo a un altro punto interessante che è stato preso, che rientra nella prassi, ma è stato preso in considerazione anche dalle nostre fonti normative, che a livello subcostituzionale, a livello legislativo, la legge 331 del 2000, 14 novembre 2000, 331, articolo 2, ha equiparato io anche qui virgolette, cito non sono parole mie, una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza a un'organizzazione internazionale, implicante il ricorso all'impiego delle forze armate, la
equiparata, guardate bene, allo stato di guerra deliberato ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione. Vedete come si salda, insomma, allora, noi cerchiamo sempre di esorcizzare la guerra, di esorcizzare lo stato di guerra, di dire non parliamo dell'articolo 78. Non so se vi ricordate, ma qualcuno è arrivata alla bestialità di parlare dell'articolo 78 per combattere il Covid, tanto per dire qui siamo al limite probabilmente anche della stupidità o dell'incompetenza di chi fa queste tesi. Però, piaccia o non piaccia, questa idea dell'articolo 78 come basato su una necessità in deroga alla Costituzione che abilita le cose più tremende, rimane sempre sullo sfondo. E addirittura una legge della Repubblica lo evoca, perché non è che dice io in caso di grave crisi attivo l'articolo 78, non dice questo, no, dice in caso di grave crisi che diciamo in cui l'Italia sia coinvolta, deve farsi ricorso alle forze armate, c'è una situazione che è avvicinabile per quanto riguarda il regime seguito allo stato di guerra deliberato dall'articolo 78. C'è anche un po' di confusione se volete in questo, però dobbiamo tenerlo presente perché il legislatore si trova in difficoltà a giustificare i suoi interventi e quindi per giustificarli si appoggia a un pezzo di Costituzione dicendo guardate la grave crisi potrebbe sul sfondo mettere in evidenza situazioni che ricordano l'esigenza tutelata dall'articolo 78. Io ho citato l'articolo 2 della legge 331 del 2000, ma successivamente il codice dell'ordinamento militare che voi conoscete ha in molte sue disposizioni, perché sono tanti articoli, ha ribadito l'avvicinamento dello stato di guerra internazionale, ipoteticamente dichiarabile ai sensi di Costituzione, alla grave crisi internazionale, di cui tuttavia non si precisa espressamente come debba essere intesa, come debba essere dichiarata o accertata. Quindi questo avvicinamento, cioè il concetto di grave crisi del conflitto armato, si sono rivelati concetti limitrofi e a volte di fatto coincidenti con quello di guerra. Ecco, tenete presente che il codice dell'ordinamento militare, io mi sono segnato qui, cita la grave crisi di cui vi parlava avvicinata allo stato di guerra in articolo 370, 621, 1017, 1826, 1929, 1942, 2057 e 2097, cioè in tutta una serie di normative, di previsioni normative, c'è questa diciamo, evocazione del concetto di grave crisi internazionale considerata così grave da poter essere avvicinata alla situazione tutelata in Costituzione dall'articolo 78. Spero di essere stato chiaro, ma è una cosa, sono dei passaggi veramente importanti. Vi faccio presente che sono cose di cui in genere nessuno mai discute. Detto fra di noi, non so se il professor Civolini me ne ha già parlato, ma mi pare una cosa interessante. Allora, passiamo a un altro argomento per motivi di tempo, sempre collegato, che è quello delle missioni che oggi sono regolate dalla legge 145 del 2016, ma hanno alle spalle tutta una serie di precedenti normative. Le missioni sono chiaramente legate a situazioni di crisi che implicano il ricorso alla forza armata. Le missioni sono però diverse, non tutte sono missioni militari, non tutte le missioni militari comportano l'impiego della forza, non tutte sono disciplinabili ai sensi del codice penale militare di guerra, in genere noi applichiamo il codice militare di pace. Per avere una idea di cosa siano le missioni, credo che di quale sia la tipologia delle missioni, possiamo far riferimento, quindi invece di citare un po' a spizzico diverse disposizioni nazionali, l'articolo 43 del Trattato sull'Unione Europea, che elenca le missioni da decidersi dall'Unione Europea. Tenete presente che coincidono come tipologia con quelle nazionali. Allora, anche qui, virgolette, io leggo quello che dice l'articolo 43. Le missioni da decidersi dall'Unione Europea comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace
le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio. Ecco, come avete sentito da questa elencazione, alcune missioni non sono né missioni necessariamente missioni militari, soprattutto non sono missioni armate finalizzate a affrontare situazioni conflittuali. Quindi c'è una gamma veramente molto estesa. A noi chiaramente interessano quali? Interessano le missioni di prevenzione dei conflitti, mantenimento della pace, missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni al ristabilimento della pace e stabilizzazione al termine dei conflitti. Quindi in questo caso entriamo nelle missioni che comportano il ricorso all'uso della forza, uso della forza armata, e quindi ci mettono in una situazione in cui l'uso delle armi porta alle considerazioni che abbiamo fatto sugli stati di crisi, le guerre preventive umanitarie e così via. Quindi sono tutte situazioni che si possono toccare o sfiorare in diverso senso. Ora, tutte queste missioni da noi, nel nostro ordinamento, lo dice la legge 146, che ho citato nel 2016, devono essere svolte nel rispetto dei principi dell'articolo 11 della Costituzione, e questo sappiamo cos'è, nel rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale. A ulteriore rinforzo rigorista si precisa, e qui cito il virgoletto, che l'invio di missioni avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze, di accordi internazionali o intergovernativi o per eccezionali interventi umanitari. Come vedete, sono formule molto ampie e molto comprensive. Ora, qui entriamo in una zona di grande importanza, di grande interesse per il giurista, perché tutta la disciplina, quindi abbiamo fatto un inquadramento generale dei principi costituzionali e non stiamo a ripeterlo. Abbiamo fatto riferimento anche alle modalità di intervento tramite missioni fuori dal territorio nazionale, quindi missioni, a noi interessano chiaramente le missioni militari, però sappiamo che non sono solamente quelle, e la cosa, diciamo, un punto su cui il nostro ordinamento si è molto diffuso è quello procedurale, cioè come, con quali condizioni, con quali garanzie, con la partecipazione di quali organi è possibile addivenire a decidere l'invio di una missione all'estero. Qui possiamo fare un riferimento innanzitutto a un principio guida che riemerge continuamente, che è lo stesso che troviamo nell'articolo 78, cioè bisogna che le determinazioni dirette a inviare le missioni passino attraverso una forma di collaborazione tra governo, Parlamento, Capo dello Stato, cioè i tre organi costituzionali che sono previsti per arrivare a deliberare e a dichiarare lo stato di guerra. Sappiamo che non siamo nello stato di guerra, però dal punto di vista garantistico bisogna che ci sia una delibera chiaramente parlamentare, però con un intervento governativo che sarà quello di promozione chiaramente di queste missioni, dell'architettura delle missioni, e però ci vuole anche la garanzia della verifica dell'organo equilibratore del sistema che è il Presidente della Repubblica. Poi, una volta che la missione sia stata deliberata, c'è la fase attuativa, e qui sarà l'impegno militare deve essere portato avanti dagli organi che dipendono dal Ministero della Difesa, quindi dallo Stato Maggiore, interforze, da tutte quelle che sono, diciamo, le varie ripartizioni coinvolgibili. La fonte primaria da citare, anche se oggi è superata dal codice dell'ordinamento militare, è la legge cosiddetta conosciuta come legge sui vertici militari, la legge 18 febbraio 97 numero 25, che oggi è stata appunto recepita dall'articolo 10 del decreto legislativo 66/2010, cioè il codice dell'ordinamento militare. Questa norma ha previsto che il Ministro della Difesa
attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal governo, sottoposte al Consiglio Supremo di Difesa, che è presieduto, come sapete, dal Capo dello Stato, e approvate dal Parlamento. Quindi qui entriamo, ci sarebbe veramente da dire tantissimo, però entriamo in un argomento di grande interesse, perché io vi ho citato prima la legge 145 del 2016. Questa normativa, la normativa procedurale che delibera sulle missioni, parte da una risoluzione parlamentare del 2001, conosciuta come risoluzione Ruffino, che è quella appunto che prevede le modalità attraverso cui si giunge alla delibera, cioè l'intervento di vari organi costituzionali. Quindi la fase, vi è dunque nella legge una fase procedimentale intermedia fra la decisione governativa e l'approvazione parlamentare, che viene affidata all'esame del Consiglio Supremo di Difesa. Cioè, la cosa interessante è l'inserimento, interessante nel nostro ordinamento, l'inserimento nel procedimento di delibera del Capo dello Stato, che di regola è previsto il suo intervento tramite il parere che deve essere rilasciato dal Consiglio Supremo di Difesa. Il Consiglio Supremo di Difesa, come voi sapete, è un organo collegiale in cui è presente, oltre chiaramente il Capo dello Stato, praticamente il governo, il Presidente del Consiglio, alcuni ministri, i vertici militari. È una specie di, dal punto di vista delle funzioni, è un organo disciplinato nel nostro ordinamento come organo di preparazione, di istruttoria, soprattutto consultivo, che adotta pareri, ma in realtà in certe situazioni è un organismo che funziona come una specie di gabinetto di guerra, cioè come un organo decisionale a composizione ristretta, quindi non è il governo, non è il Consiglio dei Ministri, è qualcosa di meno dal punto di vista della composizione, però anche di più perché ha dentro componenti diverse dai ministri. È una situazione molto particolare perché la Costituzione non dice molto su questo organismo, quindi è la legge istitutiva che disciplina, diciamo, in concreto il suo funzionamento. Non dice assolutamente che il Consiglio Supremo adotta decisioni, no? Decisioni, cioè atti di indirizzo politico, non lo dice. Però sappiamo che in certi casi, pensiamo per esempio al caso degli interventi di Ciampi per il trasferimento dei militari americani in Iraq sul divieto di sorvolo nel nostro territorio di un organismo armato che andasse a compiere eventuali atti bellici fuori dal territorio nazionale. Pensiamo all'intervento di Napolitano per l'annichilimento di Gheddafi nel 2011. Cioè, in questi casi, piaccia o non piaccia, quello che si è detto in sede di comitati, di Consiglio dei Ministri, ha avuto, dal punto di vista effettuale, una forza decisionale, per cui non è, diciamo, in linea con quanto prevede espressamente la Costituzione, ma dal punto di vista pratico questo è. In effetti non per niente gli esperti danno grande importanza ai comunicati del Consiglio Supremo di Difesa, perché a volte dal tenore del comunicato si capisce non solo cosa ha fatto, cioè di cosa si è occupato il Consiglio, a parte il fatto che certi comunicati emanati in situazioni contingenti di crisi hanno già di per sé stessi un valore condizionante il comportamento della politica e quindi hanno la loro forza anche se sono dei semplici comunicati. Però resta il fatto che quindi non solo si parla di quello che si è discusso, ma si parla anche di quello che si è deciso, anche se queste decisioni non sono formulate, ripeto, come atti decisionali vincolanti per nessuno, però sappiamo che da un punto di vista pratico questo può avvenire. Quindi, con riferimento alla legge 145, questa si prevede sia la delibera del Consiglio dei Ministri previa comunicazione al Presidente della Repubblica e si dice anche che ove se ne ravvisi la necessità può essere convocato ai sensi dell'articolo 8 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto 66/2010, il Consiglio Supremo di Difesa. Quindi la delibera è trasmessa dal Governo alle Camere che procedono alla discussione e tramite appositi atti di indirizzo ai sensi dei propri regolamenti, provvedono ad autorizzare la missione.
seguono i decreti del Presidente del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse finanziarie e apposite disposizioni riguardano le verifiche parlamentari annuali sullo svolgimento delle missioni. Quindi queste, come capite, queste disposizioni, un po' quello che diceva Legge sui vertici, un po' quello che ha detto successivamente in più parti l'ordinamento, il codice dell'ordinamento militare, quello anche che aveva detto la risoluzione Ruffino, ci danno un quadro piuttosto articolato del significato che hanno della disciplina giuridica che hanno le missioni nel nostro ordinamento. Quindi stavo cercando di vedere se c'era gli esempi più interessanti che riguardano, c'è da fare una distinzione, anche questa è un'altra cosa interessante che potremmo dire. C'è una differenza tra quello che è la decisione del regime di invio di una missione dalla decisione di usare la forza. Sono due cose diverse, non necessariamente coincidenti. Per esempio, nel caso anche se poi le norme, le modalità attraverso cui si arriva a queste decisioni seguono le procedure previste dalla risoluzione di Ruffino e oggi dall'ordinamento, dal codice dell'ordinamento militare. Però, per esempio, i casi di attacco alla Serbia nel 99 e alla Libia nel 2011 non riguardano missioni, cioè riguardano l'invio di corpi militari italiani all'estero, però riguardano, insomma, sono manifestazioni di veri e propri interventi bellici sostanzialmente. Quindi fra le missioni vi sono casi in cui l'impiego della forza con modalità belliche appare evidente o prevedibile, come nel caso dell'Afghanistan. Per la generalità delle altre missioni si può prospettare la mera eventualità del ricorso alla forza in casi in cui sopraggiunga l'esigenza di ricorrere a interventi di tipo bellico. Quindi siamo su un terreno, se volete, abbastanza mobile, interessante, su cui ci sarebbero tante cose da dire, però credo che quello che abbiamo detto fino adesso può servire per inquadrare gli argomenti. Volevo anche dire che l'argomento missioni ci fa aggiungere anche un subargomento di importanza, che è quello delle regole di ingaggio da determinare per lo svolgimento delle missioni. Cioè, questo è il criterio la nozione di regole di ingaggio riguarda un po' tutti gli ordinamenti, riguarda sia il nostro ordinamento, riguarda le organizzazioni internazionali di cui facciamo parte, quindi quelle delle Nazioni Unite, della NATO, dell'Unione Europea, dell'OSCE e così via. Quindi in queste direzioni, da un punto di vista giuridico, queste regole sono delle vere e proprie direttive, noi diremmo se dovessimo usare una nozione amministrativistica, cioè sono le modalità che però sono, di solito si dice, sono vincolanti nei risultati e libere o parzialmente libere nelle modalità di ottenimento dei risultati. Quindi quando il governo illustra in Parlamento quelle che sono le missioni, una missione che si deve inviare, indica anche quelle che sono le modalità, cioè indica le garanzie, cioè rispetto all'articolo 11, rispetto ai trattati internazionali, dei diritti, queste belle cose, e anche indica quelle che sono le regole che vengono date, sono le regole per l'uso della forza, per la protezione dei civili, per tutti i criteri che sul terreno si devono seguire nello svolgimento della missione. Quindi sono direttive che servono per assicurare il ricorso alla forza minima necessaria, per evitare i danni alla locale popolazione civile, per assicurare la garanzia del diritto di legittima difesa, per applicare il principio di proporzionalità nella risposta armata. Quindi il principio principale, guida del condizionante del ROE, ispirata all'articolo 11, è quello di assicurare il ricorso all'uso della forza soltanto ove indispensabile in caso di autodifesa. Queste sono le regole che in genere sono utilizzate, fanno un po' da cornice nel nostro ordinamento. Ovviamente in altri ordinamenti il discorso è molto diverso, perché ci sono ordinamenti in cui il militare sul terreno non riceve tutte queste cautele di prudenza nei confronti della popolazione civile e è sufficiente il minimo rischio per la persona che legittima l'uso della risposta e il criterio di proporzionalità da farsi benedire, tanto per essere chiari. Ora, il fondamento giuridico delle ROE, cioè delle regole di ingaggio,
È individuato nella generale attribuzione di competenze di indirizzo al Consiglio dei Ministri, la legge 400 dell'88, è legato alla competenza del Ministro della Difesa che secondo la legge 25 del 97, cioè la legge sui vertici, ha la competenza di, virgolette, emanare direttive in merito alla politica militare e nella puntuale competenza che la legge assegna al Capo di Stato Maggiore della Difesa in tema di impiego delle Forze Armate. Quindi la legge prevede sia la competenza di indirizzo del Ministro, sia la competenza, possiamo dire, di governo della missione del Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate o del personale delegato. Nella specifica, quindi, alle spalle di quello che potrà fare sul terreno la forza armata, la missione armata in caso di situazione di tipo conflittuale bellico, ecco, non dimentichiamo che alle spalle c'è tutta quella sequela di interventi che vanno dalla Costituzione alle varie leggi attuative che ho cercato di richiamare e soprattutto al rispetto sullo sfondo sempre di questo totem dell'articolo 11 che per noi è veramente una chiave di lettura un po' di tutto quello che poi viene specificato dalle leggi successive. Quindi, se volessimo, scusate, essere un po' più precisi, nel diritto italiano le ROE devono essere rispettose dei principi contenuti nelle fonti internazionali, con particolare riferimento al diritto internazionale umanitario e quindi alle convenzioni di Ginevra del 1949, i due protocolli aggiuntivi del 1977, nonché allo Statuto della Corte Penale Internazionale. E qui bisogna anche ricordare il parere della Corte Internazionale di Giustizia del parere del 1996 in tema di uso delle armi nucleari e in quello del 2004 relativo alla costruzione del muro nei territori palestinesi, che ha ribadito che le norme di diritto umanitario si applicano anche in caso di conflitto armato. Poi le ROE, le regole di ingaggio, sono anche influenzate da quelli che sono di SOFA, cioè di Status of Forces Agreement, cioè gli accordi fra stati che inviano la missione e stato territoriale che ospita la missione, qualora ci siano, ben inteso. In questo caso bisogna vedere come la singola missione può essere in realtà svolta, perché ci possono essere dei condizionamenti anche pesanti da parte dello Stato territoriale che non gradisce un certo tipo di intervento. Quindi ci sono sia regole, sia vincoli costituzionali, che vincoli derivanti dall'ordinamento in generale, dalle leggi che ho ricordato, sia vincoli legati alle norme di intervento, alle direttive di intervento sul territorio, sia gli accordi col potere territoriale che ospita la missione. Bene, questi io adesso potrei, però non voglio neppure annoiarvi con troppi dettagli. No, io volevo concludere, credo, ricordando l'importanza, ecco questo ci tengo perché mi sembra una cosa su cui valga la pena per voi riflettere, l'importanza del ruolo decisionale del Consiglio Supremo di Difesa che ho ricordato prima. Cioè, questa è, a mio parere, una vera e propria sede può essere una vera e propria sede di codeterminazione fra governo e Presidente della Repubblica nell'adozione di scelte riguardanti i profili internazionali della sicurezza. Questo mi pare, dobbiamo dircelo, perché vedete, negli ultimi tempi, voi avete visto come negli ultimi tempi sia salita l'attenzione dell'opinione pubblica nei confronti del ruolo del Presidente della Repubblica. Cioè noi in passato siamo sempre un po' scivolati su argomenti scottanti, abbiamo sempre visto il Capo dello Stato come un potere neutro, come qualcuno che sta alla finestra, che tira per la giacca semmai il governo e il Parlamento proprio quando non si può fare a meno, come un potere debole. In realtà negli ultimi anni il discorso è molto cambiato, quindi io non credo che siamo in un regime di presidenzialismo strisciante, come qualcuno dice. È vero che Napolitano e Mattarella hanno fatto interventi che mai avrebbe fatto Saragat o Leone, questo è verissimo. Le cose sono cambiate, la politica si è indebolita, i partiti sono quasi scomparsi, il Parlamento è più debole, il governo in certi casi è debole, per essere forte deve godere del supporto forte del Presidente della Repubblica che addirittura lo sceglie lui il Presidente del Consiglio. Allora, in una situazione di questo genere voi capite che il Consiglio Supremo di Difesa è qualcosa di molto diverso di quello che si pensava 40-50 anni fa, molto diverso. Quindi, quando
dopo l'entrata in vigore della legge 25, quella sui vertici, il presidente Carlo Azeglio Ciampi ha impresso un ruolo attivo alla presidenza, rispettando la procedura voluta dalla legge e richiamando l'esigenza di osservanza del parametro dell'articolo 11. E in occasione dell'intervento nordamericano in Iraq nel marzo 2003, il Consiglio Supremo, pur ribadendo la competenza del raccordo Parlamento-Governo per l'assunzione delle scelte di indirizzo, ha deciso per la non belligeranza e la concessione dell'uso di basi italiane per l'invio di forze che non fossero destinate agli attacchi all'Iraq. Quindi questa è una decisione di indirizzo, chiamatela come volete. Sarà fatta a fini di garanzia, d'accordo, però è una decisione. Allora, voi capite che qui chi è che ha deciso, il governo o il Consiglio Supremo di Difesa? Possiamo discuterne, chiaramente, no? Possiamo ragionarci sopra, però diciamo che il Consiglio Supremo di Difesa ha avuto un ruolo molto importante, io direi determinante, da come ce l'hanno spiegato, ce l'hanno illustrato i commentatori che hanno studiato l'argomento. Quindi il Presidente della Repubblica ha utilizzato il Consiglio come sede reale decisionale, in cui si è formato l'indirizzo poi seguito dagli altri organi costituzionali nel rispetto della prima parte dell'articolo 11. Il Presidente Giorgio Napolitano è intervenuto sia in appoggio all'indirizzo governativo, sia con orientamenti del tutto autonomi e a volte in contrapposizione al governo. Di significativo spessore è stato il ruolo della Presidenza nella crisi libica. In seguito alla risoluzione del Consiglio di sicurezza del 7 marzo del 2011, il Presidente ha concorso a determinare l'intervento italiano anche tramite riunioni e determinazioni del Consiglio Supremo, più riunioni. La decisione formalmente governativa di intervento su autorizzazione parlamentare è stata interfrangente stimolata dal Presidente, che ha quindi condiviso la responsabilità governativa sui raid aerei contro la Libia. Il mancato rispetto della prima parte dell'articolo 11 appare evidente, o meglio, anche in questa occasione appare evidente che la condotta degli organi costituzionali italiani sia stata determinata in ragione di scelte assunte in sede internazionale e, quindi ecco la seconda parte dell'articolo 11, è legittimata dalla lettura sistematica di tutte le clausole costituzionali previste dallo stesso articolo 11. Allora, professor Cevolin, io ho parlato esattamente 45 minuti e credo di avere già annoiato sufficientemente l'auditorio, per cui io mi fermerei qui. No, guardate, ci sarebbero tante cose da dire, soprattutto sul problema della sicurezza e terrorismo, sicurezza cibernetica, cioè le cose da dire sono tante, ma non possiamo in un'ora parlare del mondo, quindi io credo che ho cercato di stare soprattutto nell'articolo 11 e spero di esserci riuscito, quindi se posso essere utile a rispondere a qualche domanda lo faccio volentieri, però dovete dirmi voi se questo può interessarmi. Professore, ecco, penso che la sua relazione ci abbia chiarito anche un po' quella che è la cifra della sua interpretazione, che è peraltro l'interpretazione più attuale e forse potremmo dire anche prevalente, lo vedremo anche nel dibattito dell'AIC, cioè un certo cambiamento da una certa ingessatura che c'era intorno all'articolo 11 e alla valorizzazione invece del secondo periodo dell'articolo 11 della Costituzione, che lei, come lei fa notare in diversi scritti, non è un secondo comma, ma è proprio attaccato, separato da un punto e virgola, quindi, come dire, l'apertura internazionale che c'è nella nostra Costituzione influisce notevolmente poi su questo argomento, quasi che tutto quello che risulta essere, e potremmo anche togliere il quasi che, tutto quello che risulta essere legittimo dal punto di vista internazionale o per la Carta delle Nazioni Unite o per il diritto internazionale generale consuetudinario diventa legittimo. Ecco, questo è forse una conclusione che si potrebbe trarre, ecco, facendo un po' un avanzamento e tagliando con l'accetta alcune riflessioni alle quali lei ha approdato dopo anni e anni di studio con tanti scritti, cioè il fatto che la valutazione della legittimità
di questi aspetti che sono spesso ambigui, nel senso che abbiamo visto le missioni di pace essere di prima, seconda, terza generazione, poi adesso siamo arrivati al concetto di guerra economica, al concetto di guerra ibrida, che per esempio del quale si è parlato con Gerasimov, che purtroppo pare sia morto poi in questa guerra, e cioè questo concetto di sì, operazioni militari speciali, come le vorrebbero chiamare in Russia, unite anche ad attacchi cibernetici, ad altre cose e così via, fino addirittura a considerare le sanzioni militari, perché le parole di Lavrov sono un po' in questa direzione, le sanzioni militari definite pesantissime da Biden e così via, come un atto ostile persino. Quindi siamo in un ambito molto, come dire, ambiguo del concetto di guerra ormai, se si può dire, no? Perché non è più, cioè, quello che si sta proponendo come guerra va al di là addirittura della dimensione che lei aveva individuato solidalmente, in modo solido, e cioè con riferimento alla debellatio, ecco. Qui stanno cercando di introdurre dei nuovi concetti di guerra, si stanno introdurre discutibili ovviamente, e quindi ecco, l'ambito è estremamente problematico. Certo, per noi giuristi il riferimento è l'articolo 11 e però anche il secondo periodo, soprattutto anche il secondo periodo, cioè la copertura del diritto internazionale, Carta delle Nazioni Unite e diritto internazionale generale. Ecco, diritto internazionale generale che va sia verso la guerra umanitaria, per esempio, o la guerra difensiva, ma questa guerra difensiva la caratterizziamo con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, direi, professore, cioè con il diritto di autodifesa individuale e collettiva fino a che non ci sia stata in ambito delle Nazioni Unite una delibera del Consiglio di sicurezza. Ecco, questo è, cioè per parlare proprio in una maniera più semplice, più chiara possibile, questa è anche la via per provare a interpretare, e qui rompo un po' il ghiaccio e faccio già una piccola domanda, anche portandole i saluti del generale Battisti, che ho coinvolto ieri in una trasmissione televisiva e che mi ha chiesto di salutarla. Ho incontrato il generale Battisti anche a Padova in un'altra occasione e mi ha chiesto di salutarla nel ricordo della collaborazione con i progetti di coordinamento adriatico e con anche degli incontri fatti collaborativi su questi temi. Ecco. In generale, ecco, su questo versante volevo portare l'acqua verso quella direzione, cioè della valutazione di quest'ultima frontiera delle attività connesse a questi temi, che aggiunge ancora elementi di ambiguità, e cioè quello della fornitura di armi all'Ucraina da parte del governo, gratuitamente, armi anche letali. Allora anche qui dobbiamo, proprio per parlare in maniera semplice, probabilmente vedere se quest'ambito è pienamente coperto dal diritto internazionale. Questo forse non è neanche completamente il mio compito, sicuramente no, ma lei, professore, si è misurato molto anche col diritto internazionale costretto dall'articolo 11, e quindi ovviamente c'è una valutazione sotto il profilo del diritto internazionale della validità nell'ambito delle organizzazioni internazionali quali la NATO, quali l'Unione Europea, che hanno sostenuto, anche le Nazioni Unite, che hanno criticato l'aggressione della Russia, e quindi, come dire, poi riconducendolo all'articolo 51, per esempio, possono trovare copertura. Quindi dal punto di vista giuridico, oltre i nostri passaggi dei 2 decreti legge e forse anche qualche piccolo problema, perché poi la concreta deliberazione dei materiali da inviare, anche letali, dato che tra il primo e il secondo decreto legge si è tolto la parola non letali,
è stata poi determinata da una decisione dello Stato Maggiore Difesa che ha deciso il contenuto di queste armi, ecco, da inviare. E quindi, ecco, vabbè, questo fosse un elemento problematico, però comunque la legittimità, sulla legittimità di questo invio, probabilmente ci sono forse dei problemi, ma sono probabilmente superati. Ecco, io le chiedevo anche un'altra cosa, un po' l'opportunità su questo, perché? Perché, per esempio, il generale Battisti diceva, beh, l'avete visto tutti, la Russia, Lavrov e Putin hanno interpretato questo invio di armi da parte dei paesi NATO, da parte di paesi dell'Unione Europea, come un atto ostile. E quindi praticamente Battisti, e questo lui è un esperto militare, diceva qui ci espone probabilmente, sicuramente non a qualche attacco militare, perché è vero e proprio, perché la Russia non pensa nemmeno di attaccare, anche se avrebbe desiderio forse, le repubbliche baltiche, perché sa che sono membro della NATO e se si attacca a un paese membro della NATO succede il meccanismo di difesa collettiva in ambito NATO e l'aiuto dei paesi NATO, e scattano dei meccanismi che la Russia vuole evitare, almeno fino ad ora, penso. Però ecco, diceva il generale Battisti, può darsi che ci siano delle ripercussioni, degli attacchi, vabbè, le misure economiche di chiuderci il gas o cose di questo tipo, ma anche, diceva, degli attacchi cyber, e qui ritorniamo sempre in quel concetto un po' della guerra, un po' che ormai pare avere una dimensione, ecco, più estesa. Un'ultima domanda, quindi questa domanda qui relativa alle armi, più che sulla legittimità, ma forse lei magari ci può dire qualcosa di più di quello che ho detto io, ma sull'opportunità. Poi le volevo dire un'altra cosa, sulle regole di ingaggio, dove lei è stato maestro per tutti i giuristi, come, ecco, io volevo capire, perché sicuramente vanno interpretate secondo la legge di bandiera, cioè secondo il diritto di bandiera, quindi sempre un po' l'articolo 11 recessivo, un po'. Però lei subito ha detto, attenzione, con gli accordi SOFA e con gli aspetti anche del paese ospitante, ecco. Ecco, allora questo volevo chiederle se, quindi, perché uno dei problemi che c'è nelle missioni di pace all'estero è che il mondo anglosassone ha delle regole di ingaggio, cioè può arrivare con le regole di ingaggio più avanti. Il nostro contingente di solito ha l'idea, almeno l'ha evidenziato un pochino il ministro Parisi, così si ha l'idea che le nostre regole di ingaggio, come dire, siano più limitate, siano più ridotte. Questo anche con dei pericoli per esporre il nostro contingente a dei pericoli maggiori e forse a minore efficacia e forse anche a minori compiti, ecco, che può investire, ecco, nelle nostre forze armate. Ecco, volevo chiederle la sua opinione su questo. Sono ambiti tutti molto avanzati, molto discutibili, però è preziosa questa occasione e quindi io vorrei sfruttare questo momento. Però anche vorrei vedere se i corsisti, magari online, alzano la mano e gli diamo la parola, oppure se vogliono utilizzare la chat io poi la riferisco al professor De Vergottini. Quindi io intanto avrei rotto il ghiaccio e chiederei 2 battute al professore, dopodiché nel frattempo intanto si organizzano le idee dei corsisti e poi ci avviamo a conclusione. Ecco. Professore, d'accordo? No, io sono d'accordo, sei tu che gestisci la riunione, ho difficoltà probabilmente a dare... Ho paura di rimanere chiuso dentro il museo No, della ma battaglia. io sarò il più rapido possibile, anche se non sarò in grado di dare, a parte che non so bene se ricostruisco il filo delle domande, quindi semmai ricordami se salto qualcosa, ma io direi la cosa da tenere presente in tutta la vicenda dell'Ucraina è che l'aggressione, quindi lasciamo da parte le tesi russe, le tesi occidentali, insomma è chiaro che ognuno tira l'acqua al suo mulino, per cui c'è il rischio di perdere un po' i riferimenti, ma qui, proprio perché non dobbiamo perdere i riferimenti,
siamo di fronte a un caso clamoroso di aggressione e quindi di attivazione possibile della previsione dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, a cui poi si aggrega, si riferisce come connessione l'articolo 5 NATO. Ora, indubbiamente l'aggressione c'è stata, è in corso, è gravissima e c'è stata una violazione clamorosa da parte della Russia di accordi, non solo delle norme internazionali generali sui conflitti, ma anche norme, accordi in cui la Russia si era impegnata con l'Ucraina. Non ho visto citare nei dibattiti di questi giorni, forse mi è sfuggito, il memorandum di Budapest del 1994, quando si è smobilitato l'arsenale nucleare che era stato distribuito sul territorio della vecchia Unione Sovietica, sono stati evacuati dall'Ucraina un numero incredibile, adesso non so il quantitativo, perché erano 1800 testate nucleari, non so quante ne sono state riportate in Russia e sono state, diciamo, disattivate, ma la cosa interessante è che in questo memorandum di Budapest è scritto, e questo io cito quello che è scritto, che era scritto che in cambio dell'adesione dell'Ucraina al trattato di non proliferazione delle armi nucleari e del trasferimento del suo arsenale nucleare in Russia, c'era l'impegno a rispettare da parte della Russia la indipendenza e sovranità entro i suoi confini di allora, astenersi dalla minaccia e dall'uso della forza contro l'Ucraina, astenersi dall'utilizzazione della pressione economica sull'Ucraina per influenzare la politica, astenersi dall'usare armi nucleari contro l'Ucraina e a sollecitare un'azione immediata del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per fornire assistenza in caso di aggressione contro il Paese. Ragazzi, qui c'è una codificazione, cioè questo è un trattato, è un accordo firmato dalla Federazione Russa, oltre che dall'Ucraina e mi pare da Regno Unito e Stati Uniti. C'è un trattato internazionale di una puntualità meticolosa, quindi praticamente la Russia nel 94 si è impegnata nei confronti dello Stato di Ucraina con una serie di garanzie clamorosamente appunto garantissimo arte pisticcio per l'Ucraina. Quindi nel momento in cui c'è l'aggressione non solo saltano tutte le norme internazionali e quindi scatta la possibilità del ricorso all'autotutela individuale e collettiva dell'articolo 51 in attesa della pronuncia del Consiglio di sicurezza, ma c'è anche una violazione di un trattato specifico. Cioè la Russia e l'Ucraina si erano proprio confrontati su questi argomenti. Quindi la reazione a questa situazione da parte degli Stati NATO, perché è vero che, come tu dicevi, il rischio, quello che si paventa è che dopo l'aggressione e l'eliminazione della resistenza dell'Ucraina ci siano ulteriori passi pericolosi nei confronti del Transnistria, nei confronti addirittura di Stati NATO come le Repubbliche Baltiche, il che sarebbe chiaramente, dovrebbe sorpassare una linea di demarcazione pericolosissima, quindi con il rischio reale di un conflitto globale. Ecco, quindi tutto questo per dire che nel momento in cui si decide di intervenire, un paese come l'Italia decide di intervenire in base ai due decreti legge che tu hai citato di messa a disposizione di armi compatibilmente con quella che è la nostra legislazione in materia di trasferimento all'estero di armamenti, quindi garanzia sarebbe prevista dai decreti legge, quindi si mette a disposizione questi armamenti, ma perché? Perché nel concetto di difesa c'è anche da tenere presente quelle che sono le esigenze di sicurezza del sistema, cioè nel momento in cui le aggressioni che si stanno svolgendo potessero preludere a rischi seri per uno Stato che fa parte della NATO, e quindi un pericolo per la sicurezza dell'Italia potrebbe giustificare il fatto di mettere a disposizione dell'Ucraina degli strumenti di difesa. Questo credo che sia, da questo punto di vista, io per quello che io non faccio l'internazionalista, dico però per quello che posso vedere, le opinioni che ho visto, ho sentito ripetere, mi sono confrontato in questi giorni, sono per la liceità di questo tipo di aiuto. Quindi perché appunto rientra nell'idea, diciamo, la difesa dell'Ucraina immediatamente comporta anche una maggiore tutela della sicurezza dei paesi NATO.
Quindi da questo punto di vista tutto questo sarebbe compatibile con l'articolo 51 delle Nazioni Unite e con l'articolo 5 del Trattato NATO. Questo era, mi pare, uno dei punti che tu hai sollevato. Gli altri, scusa perché adesso non vorrei perdere il filo di quello che mi hai chiesto. Era sulle regole di ingaggio, le regole di sulle ingaggio. regole di ingaggio. Beh, sulle regole di ingaggio credo che quello che dicevo prima, cioè le regole di ingaggio ci sono quelle previste dalle organizzazioni internazionali, quindi previste dall'Unione Europea, previste per l'invio di missioni dell'Unione, delle missioni NATO, le missioni dell'OSCE, però è chiaro che poi ogni paese partecipante alla missione ha le sue regole di ingaggio, per cui noi abbiamo delle regole di ingaggio che sono considerate compatibili con l'articolo 11. Quindi diciamo la preoccupazione per esempio di non arrecare danno alla popolazione civile, la preoccupazione di gestire diciamo, l'intervento sul territorio col minore uso possibile della forza armata, cioè su quella proprio indispensabile per salvaguardare l'incolumità dei militari partecipanti. Il nostro paese è particolarmente rigoroso su questi tipi di cautele, di vincoli. Altri, come dicevo prima, altri paesi, i paesi anglosassoni, sono molto più, diciamo, danno la precedenza totale alla garanzia delle forze armate partecipanti alla missione e quindi lasciano in secondo piano quelle che sono altre norme, altre diciamo, esigenze di cautela. Questo direi che sia sicuramente, io da quello che ho visto io, le regole di ingaggio che ho esaminato in passato erano tutte in questo senso.